Salve a tutti, oggi vi presento lo Stato sardo, ossia lo Stato che chiamiamo italiano. Innanzitutto poniamoci la domanda su che cos'è uno Stato. Uno Stato possiamo ritenere che sia una organizzazione sociale e politica presente in un determinato territorio in cui c'è il popolo con il suo vincolo giuridico che lo unisce. Abbiamo diverse teorie sull'origine e sulla natura dello Stato. Gli storici, e non solo gli storici, considerano la nascita dello Stato in età moderna, tra il XIV e il XV secolo, con autori come il Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, e con l'andare dei secoli con Hegel, Marx e così via. Uno Stato può essere un principato, può essere una repubblica, può essere una monarchia, può essere un regno, eccetera, eccetera. Abbiamo la definizione della dottrina classica, la quale dice che lo Stato è una entità sovrana che esercita il potere su un territorio delimitato, su una popolazione stabile, attraverso un apparato di governo e istituzioni permanenti in cui gli elementi fondamentali sono la popolazione, il territorio, la sovranità e il governo. Sebbene ci siano le diverse vedute e diverse interpretazioni attinenti alla nascita dello Stato, io ritengo che in ogni contesto storico, evo antico, moderno, medievale, contemporaneo e così via, si ha la concezione di Stato in relazione al suo paradigma esistenziale, sociale, politico ed economico. Facciamo un esempio. La concezione dello Stato era presente anche, a mio avviso, in Atene, Sparta, la famosa città-stato, con le polis in Grecia, e non dimentichiamo i giudicati in Sardegna, che erano dei veri e propri regni. Avevamo il giudice, la corona de logo, l'accordo con la carta de logo, le leggi, eccetera, eccetera, un territorio che delimitava i confini e tutto ciò che potremmo attingere a uno Stato moderno. Quindi questa è la mia concezione. A questo punto ci poniamo la domanda: quando nasce lo Stato sardo? Bene, qua dobbiamo fare una premessa. Il 24 giugno del 1295 Papa Bonifacio VIII aveva ideato il regno nominale di Sardegna e Corsica in modo tale da risolvere diplomaticamente la guerra del Vespro tra Angioini e Aragonesi in Sicilia. Di conseguenza, il 4 e il 5 aprile del 1297, presso San Pietro in Roma, Bonifacio VIII aveva attuato la cerimonia dell'investitura in cui Giacomo II il Giusto d'Aragona aveva ricevuto dalle mani del pontefice stesso la simbolica Coppa d'Oro che lo faceva di nome di diritto, ma non ancora di fatto, re di Sardegna e Corsica. L'atto di infiltrazione era di tipo ligio, ovvero vassallatico, e specificava che il regno apparteneva alla Chiesa, che l'aveva istituito, che era stato dato in perpetuo ai re della corona d'Aragona. Di conseguenza gli aragonesi non potevano darlo a nessuno. La Sardegna era ancora governata dai regni giudicali e dalle repubbliche pisane e genovesi, con le loro importantissime famiglie. E di conseguenza cosa era successo? Erano seguite appunto le guerre nell'isola tra pisani, i quali erano detentori della Cagliaritano e della Gallura, e i regnanti catalano-aragonesi che avevano conquistato la Sardegna dopo tante belligeranze il 19 di giugno del 1324, dando vita di diritto, e in questo caso anche di fatto, allo Stato del Regno di Sardegna e Corsica. Qua abbiamo una bellissima testimonianza, quindi la storia si fa attraverso i documenti. Abbiamo il trattato di pace stipulato tra i catalano-aragonesi e i pisani nel Colle di Bonaria in Cagliari, appunto, il quale segna la nascita dello Stato sardo che veniva aggregato in regime paritario con gli altri stati della corona aragonese. Ammettiamo anche che si trattava di uno Stato imperfetto in quanto non poteva firmare trattati a livello internazionale. Un altro
Un'altra istituzione che evidenzio, la quale rappresenta appunto un organo statale, è il primo Parlamento sardo, avvenuto nel 1355 grazie a Pietro I Cerimonioso, quarto il Cerimonioso, quarto d'Aragona, primo di Sardegna, che aveva istituito ufficialmente appunto il Parlamento. Il Parlamento, come ben sapete, era composto dagli stamenti, appunto, lo stamento feudale, ecclesiastico e delle città, anche se per essere pignoli il primo Parlamento era rappresentato anche dai sardi, i sardi che avevano dato il loro ausilio agli aragonesi nella circostanza bellica contro i pisani. Andando avanti nel tempo, il 19 di ottobre del 1469 Ferdinando II d'Aragona sposava Isabella di Castiglia e di fatto avevano decretato l'unione della Castiglia con l'Aragona, anche se il 15 di gennaio del 1475 con la Concordia di Segovia Ferdinando e Isabella avevano dato vita appunto alla corona di Spagna, ma qua bisogna evidenziare che non erano state o non venivano abolite le corone di Aragona e di Castiglia, poiché le due corone non venivano fuse in un unico Stato, bensì conservavano le proprie statualità, leggi e istituzioni. Quindi questo è un passaggio molto molto importante. Per quanto riguarda il nostro Stato, quindi il Regno di Sardegna, con la Concordia di Segovia, il Supremo Consiglio d'Aragona, che si occupava dei fatti di Sardegna, aveva separato la Sardegna e la Corsica nelle intitolazioni regie. In tutta Europa si chiamava appunto Regno di Sardegna. Anche per quanto riguarda questo passaggio, dobbiamo ricordare che il papato, che nel lontano 1297 aveva istituito il Regno di Sardegna e Corsica, non aveva accettato tutto ciò. Nel 1516 Carlo I di Sardegna, quinto imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, aveva creato l'unione reale unica della corona di Spagna, ossia il Regno di Spagna, di cui lo Stato sardo faceva parte. Quindi abbiamo visto sono tutti i passaggi dal controllo catalano-aragonese al Regno di Spagna, per giungere al 1708, anno in cui la Spagna venne colpita dalle guerre di successione e gli austriaci avevano occupato la Sardegna militarmente, spodestando Filippo IV di Sardegna, quinto di Spagna. Nel 1713, con la pace di Utrecht perfezionata nel 1714 con il trattato di Rastatt, il Regno di Sardegna era passato ufficialmente sotto il controllo asburgico, in quanto Filippo di Spagna veniva riconosciuto sovrano di Spagna appunto e delle Indie in cambio della cessione del Regno di Sicilia a chi? Ai duchi di Savoia. Per essere precisi, Gibilterra e Minorca veniva assegnata agli inglesi. Bene, il Regno di Sardegna per legge era rimasto legato alla corona d'Aragona e di Spagna fin quando la corona aragonese era rimasta in vita, ovvero l'11 settembre del 1714. Cosa successe successivamente? Filippo IV di Sardegna e V di Spagna non era soddisfatto di tale situazione politico-istituzionale legata al potere, aveva rivolto le sue attenzioni al Regno di Sardegna di Carlo III di Spagna-Aragona, VI d'Austria, e al Regno di Sicilia di Vittorio Amedeo II di Savoia, in quanto questi ultimi non avevano ancora consolidato la loro diplomazia internazionale a livello istituzionale. E in seguito a diverse trattative, potremmo dire anche informali, e scontri belligeranti, veniva accettato che fosse scambiato fra l'imperatore Carlo VI e Vittorio Amedeo II del Savoia il regno di Sicilia con il regno di Sardegna, sempre contro il volere
della Santa Sede. Ricordiamo che la Santa Sede, attraverso il suo atto di infiltrazione, diceva: io sono sempre in possesso del regno, ma tu, aragonese, non puoi assegnarlo a nessuno. Bene, a questo punto, il 2 agosto del 1718, la quadruplice alleanza formata dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall'Austria e dai Paesi Bassi, alleate per contrastare la potenza spagnola, aveva stabilito a Londra di riconsegnare il Regno di Sardegna all'imperatore Carlo VI, già Carlo III, attraverso il Trattato di Londra. Infatti, dopo una settimana, precisamente l'8 di agosto del 18, Giuseppe de' Medici, incaricato imperiale, aveva consegnato il regno sardo nelle mani di Ludovico Desportes, affinché lo donasse a Vittorio Amedio II di Savoia, quale diventerà primo re di Sardegna. In verità, bisogna evidenziare che il 13 agosto del 1708 era andato nelle mani degli eredi degli Asburgo d'Austria, i quali lo avevano mantenuto fino al 22 agosto del 1717, data in cui era tornato nuovamente ai Borboni spagnoli fino all'8 agosto del 20, proprio per avere la cornicetta chiara chiara. Ritornando all'8 agosto del 1720, Ludovico Desportes aveva ricevuto dai Borboni di Spagna il regno per passarlo, come detto precedentemente, a Vittorio Amedio II di Savoia, il quale in seguito l'aveva federato, quindi lo Stato sardo aveva vissuto una federazione di tipo aggregativa o composta ai suoi stati continentali con il Principato di Piemonte, del Ducato d'Aosta, del Ducato di Savoia e della Contea di Nizza. Quindi potremmo dire che il Regno di Sardegna era uno Stato federativo composto, formato all'aggregazione di diversi Stati che conservavano, e questo è molto importante, la propria statualità senza costituire un nuovo soggetto ad essi superiore, ossia è nato un nuovo Stato. Bene, andando avanti nei tempi, tengo a evidenziare il 1847 è anno in cui, in seguito alle richieste fatte dagli stamenti a Carlo Alberto, il 29 di novembre dello stesso anno, ovvero del 1847, avvenne la fusione perfetta della Sardegna con gli stati continentali di terraferma. Quindi lo Stato sardo, quindi l'isola in questo caso, la nostra terra, perdeva il viceré, il Parlamento, la magistratura e ovviamente gli stamenti che facevano parte del Parlamento, diventando uno Stato unitario o potremmo dire semplice, con un solo popolo, un unico territorio e un unico potere pubblico, ossia legislativo, esecutivo e giudiziario. Nonostante tutto, dobbiamo rammentare che non erano cambiati il titolo e il nome del Regno di Sardegna, in quanto erano presenti un solo popolo, un unico territorio, un unico potere politico. Bene, la trasformazione dello Stato sardo da federativo in unitario aveva abolito le distinzioni statuali interne, ma non le nominalità. Queste nominalità erano rimaste nei titoli regi e anche principeschi, ragione per cui erano rimasti il principe di Piemonte, i duchi d'Aosta, Monferrato, eccetera, eccetera. Infatti anche noi, quando vedremo nei nostri documenti, come io vi ho presentato molto bene nel mio lavoro, lo Stato sardo, troverete sempre tutte le distinzioni e ovviamente le nominalità. Bene, cosa succede? Successivamente, un'altra data che dobbiamo rammentare è il 4 marzo del 1848, in cui Carlo Alberto emana lo Statuto Albertino, quindi lo Statuto dello Stato.
Quindi si passa da una monarchia assoluta ad una monarchia costituzionale, nonostante ci siano delle nomine dirette da parte del Reale nel Senato e ci sia uno scarso livello uno scarso numero di elettori. E quindi, per chiudere questa parentesi, rammentiamo che lo Statuto Albertino rimane in essere anche con l'unità del Regno d'Italia, di cui parleremo successivamente, e verrà sostituito addirittura dopo 100 anni, ovvero sia nel 1946, il 2-3 giugno. Ritornando a noi nel 1948, vediamo questo Statuto Albertino che viene invidiato, anzi non tanto, in un certo modo viene disprezzato ma anche onorato, disprezzato da coloro i quali non volevano una unità d'Italia, ma ammirato e onorato da coloro i quali volevano un'unità d'Italia, non per niente l'aggregazione degli stati che porteranno all'unità d'Italia. È anche simpatico notare come con l'unità territoriale, oltre che politica, come abbiamo accennato prima, nei testi scolastici, quei pochi testi che abbiamo, quando affrontiamo il tema attinente alla composizione dello Stato sardo nel 1850, troveremo all'interno dello Stato sardo il Po, il Monviso. Sembra strano, ma strano non è, in quanto è veritiero. Ciò che molte volte nei testi scolastici e le persone addette alla divulgazione dello Stato d'Italia non ci presentano. Nel 1861 abbiamo l'unità del Regno d'Italia, come vi ho accennato, lo Statuto Albertino viene attuato, preso in essere totalmente per il passaggio al Regno, e in questo caso vediamo come Vittorio Emanuele II non accetta, o per meglio dire, vuole sempre il suo numerale secondo e non primo, essendo primo in Italia, e addirittura nel 1874 festeggiano i 25 anni del regno. Il numero degli atti continua alla numerazione del Regno di Sardegna, quindi dello Stato sardo, 4761 se non sbaglio. Quindi potremmo dire che all'interno dello Stato del Regno di Sardegna cambia solo il nome in Regno d'Italia. Bene, il 17 marzo appunto il Regno di Sardegna si è allargato, ingrandito per meglio dire per annessioni e aveva mutato il nome in Regno d'Italia proclamando appunto Vittorio Emanuele II Re d'Italia. A questo punto cito le parole di uno studioso del secolo scorso, appunto, costituzionalista Giorgio Balladore Pagliini, che è un grande costituzionalista, studioso, uomo che ha lottato nella seconda guerra mondiale, un uomo che ha contribuito per la Costituzione, un uomo che ha contribuito per l'unità dell'Unione Europea e quindi un uomo che ne sapeva, quindi riconosciuto a livello nazionale. Cosa diceva Giorgio Balladore Pagliini? Quindi prendiamo dal mio testo, dal testo lo Stato sardo. Qua ho anche il testo originale, diritto costituzionale, che è un'edizione del 1976 che non troverete in circolazione. Allora, vediamo dal mio testo. Allora, dice che secondo il costituzionalista Giorgio Balladore Paglieri, non vi fu né in tale occasione, l'unità del Regno d'Italia, né in alcuna altra antecedente o susseguente alcuna costituzione ex novo di un'entità politica statale. Lo stesso appellativo del Regno d'Italia, assunto con legge 17 marzo 1861 numero 4671, è solo il nuovo nome, più appropriato alla nuova situazione di fatto, assunto da chi? Dallo Stato sardo. Udite, udite. Quindi i domini del Regno di Sardegna, d'ora in poi nominalmente Italia, si erano ingranditi in gran parte della penisola, appunto, con l'esclusione del Trentino, dell'Alto Adige, del Veneto, il Friuli, la Venezia Giulia e del Lazio. Bene,
Come abbiamo detto, il capo dello Stato del Regno di Sardegna, ora Regno d'Italia, aveva conservato il nome e il numerale, ovvero Vittorio Emanuele II, pur essendo primo re d'Italia. Allora, per non essere partigiano, quindi non volevo essere di parte essendo un sardo, vi cito le parole di Dennis McSmith, scritto Smith in italiano. Smith è uno storico britannico che aveva contribuito a scrivere il volume Storia d'Italia, in cui egli riconosceva la continuità istituzionale del Regno di Sardegna e la sua trasformazione in Regno d'Italia il 17 marzo del 1861. Sempre dal mio testo. Sempre il testo, andiamo avanti. Bene, allora, nel volume Storia d'Italia, Dennis McSmith riconosceva la continuità istituzionale del Regno di Sardegna e la sua trasformazione in Regno d'Italia il 17 marzo 1861. I giuristi confermarono, subito dopo l'unità, che il Regno d'Italia del 1861 non era affatto, dal punto di vista giuridico, uno Stato nuovo, udite udite, ma soltanto un ingrandimento del Regno di Sardegna. In ossequio alla vanità dinastica, la Costituzione italiana rimase esattamente la stessa concessa al Piemonte nel 1848 e il Parlamento del 1861 fu, nella terminologia ufficiale, non il primo ma l'ottavo, udite udite, non il primo Parlamento ma l'ottavo Parlamento. Il re continuò anch'egli ad intitolarsi Vittorio Emanuele II e celebrò il suo giubileo nel 1874. Per quanto non mancassero i critici che facessero osservare come Giacomo VI di Scozia avesse avuto la condiscendenza di intitolarsi Giacomo I d'Inghilterra ed Enrico III di Navarra fosse divenuto Enrico VI di Francia, conclude lo storico. Quindi queste considerazioni non sono mie, sono dei grandissimi studiosi. Dunque non si è oddevati. A questo punto arriviamo alla lotte, soprattutto al referendum istituzionale per la monarchia e la Repubblica, avvenuto il 2-3 giugno del 1946, il giorno in cui si era votato per la monarchia e la Repubblica, e come sappiamo vince la Repubblica, nonostante ci fossero state delle diatribe, delle dispute aperte tra i filomonarchici e i filorepubblicani per quanto riguardavano i voti, i numeri dei voti, ovvero c'erano state delle accuse di brogli elettorali da parte della monarchia e dei monarchici e così via. Tutto ciò lo troviamo anche nel mio lavoro, con tutti i numeri. Chi è interessato può consultarlo. Però qua dobbiamo evidenziare come il 19 giugno del 1946, nonostante mai proclamata solennemente, quindi qua dobbiamo evidenziare mai proclamata solennemente, veniva sancita di fatto la Repubblica Italiana. E anche qua ci sono tante dispute aperte. Ciò non vuol dire che con la Repubblica sia cambiato lo Stato sardo. Attenzione. In quanto, per dirla sempre con Giorgio Balladore Paglieri, la dottrina è esplicita. Cosa dice la dottrina? Sempre dal mio testo, ovviamente abbiamo il testo dello studioso. L'attuale Stato italiano non è altro che l'antico Regno di Sardegna, profondamente mutato nella sua struttura politica e non meno profondamente mutato nei suoi confini territoriali. Tutte le trasformazioni che si ebbero, dall'antico Regno di Sardegna ad oggi, furono trasformazioni interne, per le quali si trasformò bensì, e per importanti materie, l'ordine giuridico preesistente, ma senza che questo venisse meno e cedesse il luogo a uno nuovo. Vi fu dunque una ininterrotta continuità dell'antico ordinamento dello Stato sardo.
Né questa continuità, a più forte ragione, è venuta meno per gli avvenimenti successivi, come la rivoluzione fascista da prima e quella antifascista in seguito, e il passaggio dalla forma monarchica a quella repubblicana. In conclusione, lo Stato italiano non è ciò che la maggior parte degli storici ci presentano, ma lo Stato italiano è nato il 19 giugno del 1324 con l'appellativo di Regno di Sardegna e Corsica. Come abbiamo visto, dal 1475 viene chiamato solo Regno di Sardegna. Il 17 marzo del 1261 ha cambiato il nome in Regno d'Italia e il 2 giugno del 1946 ha modificato la forma costituzionale e il nome indicativo in Repubblica Italiana. In sostanza, lo Stato italiano non è altro che l'antico Stato sardo. Perché voglio evidenziare tutto ciò? Evidenziare tutto ciò perché ritengo che lo Stato sardo, oggi chiamato italiano, debba qualcosa a noi sardi, in quanto siamo noi promotori dell'unità italiana, piaccia o non piaccia. Quindi ritengo che nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università debba essere insegnata la storia d'Italia con scienza e coscienza, evidenziando come lo Stato che noi chiamiamo italiano non è altro che la continuità dello Stato sardo. Quindi bisogna essere onesti intellettualmente, sia noi personalmente, in qualità anche di docenti, ma anche la politica e i politici che si occupano appunto di istruzione e formazione in particolare, devono essere onesti con se stessi e con lo Stato e verso coloro i quali hanno fatto sì che noi, a livello di Stato italiano, esistessimo. In buon ordine.